L'olio capitale si tiene a Trieste, qualcuno si domanderà come mai, però ormai è un appuntamento veramente imperdibile per il mondo dell'olivicoltura nazionale, non solo. Allora benvenuti da Mimmo Vita a questa puntata di Green Telling qui da Trieste. Comincia da Trieste perché poi come sempre gireremo, vi parleremo anche molto di montagna quest'oggi, vi parleremo anche di realtà legate al mondo della campagna in generale. Restate con noi, tante cose interessanti. Sigla. Abbiamo detto quindi di essere a Trieste, questa bellissima città, come posso dire, che accoglie, ecco, il mare, perché il mare finisce qui a Trieste, però ha accolto anche l'olio ed è la 17ª edizione qui di Olio Capitale, uno degli eventi più importanti per l'olio in Italia, vero Presidente? Direi di sì, ormai è consolidato. Olio Capitale è il salone delle eccellenze extravergini dell'olio extravergine d'oliva, delle produzioni di nicchia italiane, dove diamo spazio, diamo luce a quest'anno a 212 espositori attraverso questa fiera, ma anche lì internazionalizziamo, perché in questa fiera ci sono 26 buyer di 19 paesi del mondo che hanno già agendato 600 incontri con i vari produttori. Per cui l'abbinamento Trieste, una regione non produttrice d'olio in maniera massiva, ma piccole cose, terreno neutro per le grandi regioni produttrici d'olio, per cui il successo di questa fiera è posizionata a nord-est dell'Italia, che guarda i mercati interni ma i mercati anche a noi vicini, Austria, Croazia, Slovenia e verso l'est. L'abbinamento esposizione buyer funziona, per cui negli anni si è ingrandito il tutto quanto. Abbiamo fatto la carta degli oli, nei ristoranti si possono avere gli oli abbinati alle pietanze, nei bar si bevono i cocktail oil, perciò cocktail fatti a base d'olio, insomma c'è tutto un mondo che gira attorno. Ecco, peraltro la Camera di Commercio, lei è il Presidente della Camera di Commercio, per questo per certi versi presiede anche questa fiera, ecco, è come posso dire, evocata all'incontro tra la domanda e l'offerta. La Camera di Commercio, la loro mission è quella di sviluppo economico dei loro territori, no? Lei usa l'olio extravergine? Certamente sì, e poi in base al convegno di oggi che abbiamo aperto l'altro canale, quello della salute, bere un cucchiaino di olio extravergine d'oliva ogni mattina va veramente bene alla salute. Bene, terremo conto di questa indicazione, grazie Presidente. Green Telling continua, linea Luca Belotti. Ciao Mimmo, luci ed ombre sui cieli europei. Mentre da un lato Trump, già dal suo insediamento, dichiara di voler chiudere la guerra ucraina e la guerra tra Hamas e Israele, sul fronte dei dazi ha aperto un conflitto commerciale con il resto del mondo senza precedenti. Immediata è stata la reazione della Comunità Europea e del Canada ai dazi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio entrati in vigore questa settimana. Bruxelles ha annunciato contromisure sino a 26 miliardi di euro sui beni americani. Il Canada, col presidente di turno del G7, risponde invece con dazi per 20 miliardi di dollari di merci USA. Le misure di ritorsione includono da parte di Bruxelles di dazi sui vari prodotti americani, tra cui il whisky, bourbon, i blue jeans, le motociclette Harley Davidson, e questi entreranno in vigore dal 1° di aprile. A metà aprile invece ulteriori ritorsioni, tra cui un'ampia gamma di prodotti di acciaio e di alluminio, nonché prodotti agricoli come il pollame, il manzo, frutti di mare, le noci.
E uno studio della Coldiretti e Filiera Italia stima che le perdite ammonterebbero a quasi 500 milioni di euro per il vino, circa 240 milioni per l'olio d'oliva e 170 milioni per la pasta e 120 milioni per i formaggi. Una tragedia economica per il nostro paese. Gli Stati Uniti comprano il 10% delle esportazioni dei prodotti italiani. Prudente per ora il premier britannico, che intende cercare un accordo commerciale con Washington. La Cina ad oggi si limita a minacciare ritorsioni, mentre Messico e Brasile per ora non intendono reagire ai dazi americani. E noi italiani? A trattare con l'Europa forse oggi sia la von der Leyen che Macron non sono sicuramente ben visti da Washington. Forse l'Italia con Giorgia può avere un'arma in più. Al momento non ci resta che pregare, d'altronde siamo in Quaresima. Grazie Luca Belotti, noi riprendiamo la linea però qui da Trieste, da Olio Capitale, dove fa la sua bella figura la regione Calabria, ricordiamo. Insieme alla Puglia noi siamo i primi produttori del paese, produciamo tantissimo olio, abbiamo 180.000 ettari olivetati, per noi l'olio fa parte della storia della nostra regione. Abbiamo deciso di puntare sulla qualità delle produzioni, abbiamo deciso di spingere i nostri produttori a fare olio di qualità perché abbiamo una straordinaria biodiversità, una grandissima ricchezza in termini di varietà olivicole che si sono insediate nei secoli nella nostra regione e che ormai sono diventate vere e proprie produzioni olivicole identitarie, varietà olivicole identitarie. Quindi anche il nostro olio deve essere un olio di qualità, lo stanno facendo tantissime aziende che fanno bene i compiti a casa, che riescono a produrre oli di qualità con nuove anche etichette, con bottiglie, in un contesto generale che è quello dell'IGP Calabria, perché noi abbiamo un marchio IGP per tutta la nostra regione, un marchio unico e identitario. Ecco, tutto questo è un percorso che stiamo facendo per rinnovare anche l'immagine attraverso Calabria Straordinaria. Anche questo connubio ormai acclarato tra agricoltura e turismo. E noi abbiamo tanto da offrire perché abbiamo tantissimi prodotti di qualità, IGP e DOP, siamo i primi in assoluto nel paese e conferiamo all'Italia il primato mondiale in biodiversità. Siamo i primi nel settore biologico perché siamo al 35% di superficie agricola biologica in regione e abbiamo 70.000 ettari olivetati biologici e quindi siamo fortemente sostenibili dal punto di vista ambientale e poi abbiamo un percorso che la storia ci dice, la storia della nostra enogastronomia ci dice è connesso anche ad un territorio che è tutto da scoprire. Per terminare, pane e olio. Ogni paese, ogni contrada ha questa cultura della panificazione, del lievito e i nostri pani sono pani ottimi ma si combinano e diventano ancora migliori con i nostri oli. Grazie Assessore, Green Telling continua. Riprendiamo la linea da Longarone, da questa bella fiera Agrimont e qui con la Presidente Caterina Carrera, alla quale chiediamo, ma Agrimont che significato ha per questo territorio? Allora, Agrimont è una fiera straordinaria, ho avuto modo di verificarlo personalmente questa mattina perché sono una neopresidente, pertanto diciamo è la mia prima edizione per quanto Agrimont arrivi alla sua 44esima edizione. È una fiera dedicata non solo agli operatori del settore, ma è dedicata anche agli amanti della natura e della montagna. Agrimont non offre solamente, non è una fiera solo di esposizione, è una fiera che offre anche momenti culturali, ci sono circa 30 eventi tra convegni e dibattiti. Abbiamo un obiettivo di renderla anche internazionale, oggi espongono 248 marchi, di cui 198 sono italiani e 50 sono esteri. Il futuro della fiera di Longarone, visto che è cambiata la governance?
Allora, il futuro della Fiera di Longarone, la fiera, come già è stato anticipato diciamo la data del nostro insediamento, è quello di diventare una fiera non solo locale ma anche una fiera a livello nazionale e perché no internazionale. Abbiamo diciamo, già iniziato delle sinergie con altre fiere importanti che vedremo di portare già per gli eventi in programma in questo anno. Grazie Presidente, Grintelling continua, andiamo a parlare di olio. Non poteva mancare la Regione Lazio, grande produttrice di olio, vero Assessore? 18.000 tonnellate, poco meno di 90.000 ettari di coltivazioni e coltivatori che negli ultimi anni hanno subito una flessione fisiologica. Finalmente c'è una ripresa, c'è il rilancio. E l'olio, grazie a Dio, ormai è presente su quasi tutte le tavole italiane ed è un grande attrattore turistico. Siamo assolutamente consapevoli di questo, a dimostrazione proprio il primo provvedimento legislativo dell'amministrazione a guida Presidente Rocca nel 2023 è stata una nuova legge sull'enoleoturismo che sta qualificando questo settore, che offre ai nostri coltivatori la possibilità di vedere investimenti importanti da realizzare all'interno delle aziende agricole con sostegni importanti anche economici per rafforzare la comunicazione con importanti progetti di digitalizzazione e il sostegno ai frantoi per finanziamenti importanti per realizzare sale di degustazione all'interno delle nostre aziende agricole. Una legge all'avanguardia e stiamo dedicando anche grande attenzione al recupero dei tanti oliveti abbandonati nel tempo che meritano di essere recuperati perché sono un luogo straordinario. Noi torniamo qui ad Agrimont, quindi a parlare di montagna con il senatore De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, il quale in questo momento è pressato dai problemi perché però con felicità per esempio le TEA vanno avanti. Per l'Italia è una straordinaria conferma della bontà delle sue idee e per me personalmente una grande soddisfazione per averle volute in prima persona. Ricordiamo cosa sono le tecniche di evoluzione assistita. Sono quelle tecniche che consentono di migliorare le caratteristiche di una pianta senza immissione senza nessuna emissione esterna e quindi non sono OGM, ma che consentono magari di accelerare ciò che in natura accadrebbe già, ma che magari ci vorrebbero molti anni. Con queste tecniche invece riusciamo per esempio a selezionare piante che consumano meno acqua, piante che hanno bisogno di meno agrofarmaci e piante che hanno bisogno di meno fertilizzanti. Credo sia l'agricoltura del futuro. Però c'è un problema sull'agricoltura, sono i dazi in questo momento. Ma i dazi, il problema dell'agricoltura è a prescindere dai dazi, credo, a meno che qualcuno che oggi i dazi non ci sono ci dica che è contento di questi ultimi 20 anni di politica europea. Io credo di no, credo che al netto dei dazi di Trump che oggi non ci sono e che costituiscono per Trump sempre una leva per sedersi e fare un negoziato, l'Europa debba capire la centralità dell'agricoltura. Ecco, allora per chiudere siamo a Longarone, quindi siamo ai piedi delle grandi montagne, peraltro lei è bellunese, allora agricoltura di montagna. L'agricoltura di montagna è una risorsa straordinaria, anche perché unisce manutenzione del territorio, turismo e prodotti tipici. Credo che sia il mix migliore per fare valore aggiunto. Oggi noi vinciamo se facciamo valore aggiunto. Se pensiamo di fare agricoltura come 100 anni fa, abbiamo perso prima di iniziare. Troviamo anche l'assessore Caner, ovviamente assessore all'agricoltura della Regione Veneto e quindi? E quindi diciamo che siamo felici di essere qui ad Agrimont, che si presta sempre ad essere un momento importante per l'agricoltura di montagna e per l'agricoltura veneta. Un'agricoltura di montagna che ha molte attenzioni da parte della Regione. Io ricordo sempre che su circa 8% delle aziende agricole che ci sono qua assorbono quasi il 40% del PSR e del CSR Veneto, quindi insomma gli investimenti in montagna sono tanti. Con i pagamenti siamo a buon punto perché anche la domanda unica, le misure sui prati pascoli ormai sono quasi tutte finanziate a oltre il 90%, quindi insomma diciamo che stiamo procedendo bene perché preservare la montagna significa anche preservare la pianura, perché è importante far sì che le aziende agricole rimangano in questo territorio a occuparsi
di agricoltura, a sfalciare i prati, diventa fondamentale anche per un discorso idrogeologico molto importante, oltre che per la produzione di prodotti tipici. Vicino a Longarone c'è tutto il territorio del Prosecco che in questo momento trema per i dazi. Ma è anche vero che poi ci sono degli accordi bilaterali che vengono fatti. Abbiamo visto che Trump non riconosce molto l'Europa, ma riconosce i singoli stati, quindi se noi siamo bravi a trattare possiamo anche, diciamo, trovare una soluzione. Questo vale anche a livello di conferenza degli assessori dell'agricoltura che lei coordina a livello nazionale? Beh certo, perché questo vale per il settore vitivinicolo, ma vale anche per tutte le produzioni italiane e noi dobbiamo far sì che non venga penalizzato il nostro export, che nel mondo agricolo, soprattutto nell'export di qualità, è molto importante. E ci siamo trasferiti a Verona Fiere, dove si sta tenendo la fiera di vita in campagna, una cosa veramente importante perché è unica in Italia. Da quest'anno qui appunto a Verona Fiere, allora con noi Matteo Pasinato che segue direttamente questo evento. Parliamone, come mai innanzitutto a Verona? Allora, Vita in Campagna si trasferisce a Verona dopo 11 edizioni a Montichiari con il partner l'Informatore Agrario. Arriva a Verona per completare l'offerta di eventi di Verona Fiere legati a tutta la parte del giardinaggio, la gestione del verde, la manutenzione del verde, ma anche tutto ciò che riguarda i piccoli allevamenti da compagnia, da collezione e le tipicità alimentari. Questa fiera si rivolge al consumatore, all'appassionato del verde, ma anche al neofita, chi si vuole lasciare ispirare da una nuova passione. I 150 corsi dell'Informatore Agrario aiutano appunto l'appassionato, ma anche la persona che vuole scoprire una passione nuova a entrare in un nuovo mondo, cercando appunto di imparare l'arte e il segreto. Facciamo un veloce excursus, cosa troviamo? Qui troviamo tutto ciò che riguarda appunto le piante, i fiori, il vivaismo, il giardinaggio, la manutenzione del verde, ma anche tutto ciò che riguarda la vita all'aria aperta, per cui tutta la parte di frutteto, oliveto, apicoltura, cosmesi, essenze naturali, animali, conigli, asinelli, pony, tutto ciò che può ispirare appunto una passione, proprio per andare incontro a grandi, piccini e per poter sviluppare questa passione legata all'aria aperta. Vogliamo crescere, pensiamo anche a nuovi comparti merceologici, pensiamo ai barbecue, all'illuminazione da giardino, alla piccola edilizia, ma anche alle piscine scoperte, quindi un'offerta che si allargherà per la prossima edizione. Con noi il professor Rocco Zappia che è illustre docente all'Università della Calabria, perché se la Regione ha istituito questa bella realtà vuol dire che l'olio è importante in Calabria. Diciamo che la legge istitutiva dell'Aioteca risale già al 2010, perché in Calabria non abbiamo una sola olivicoltura, ma tante quanto sono i territori, pure perché la Regione Calabria, tra mare e monte chiaramente, ha potuto conservare negli anni, nel corso della storia, un ricchissimo patrimonio e oggi questo ricchissimo patrimonio, che è collezionato nei campi dell'Arsa sotto l'egida del CREA, possono tornare utili in un momento in cui c'è un forte cambiamento climatico che si percepisce come aumento delle temperature, diminuzione dell'umidità del suolo e aumento di CO2. E allora è chiaro che per poter individuare delle varietà che si prestano al futuro può essere un discorso veramente di notevole interesse. È importante per mille motivi, per il legno, per il paesaggio, per l'oliva che si mangia, l'olio che si utilizza. Hai detto bene, il problema è che noi dobbiamo scegliere verso quale olivicoltura vogliamo andare, perché è chiaro che la vecchia olivicoltura non la possiamo soppiantare perché funge da salvaguardia del territorio, e allora quella è un'olivicoltura che dovremmo attraverso la politica approfittare, ad esempio per valorizzarla ai fini della conservazione della CO2. Dobbiamo mettere in atto tutti quegli accorgimenti agronomici e di scelta a monte per creare economia di scala, per creare reddito, altrimenti l'olivicoltura abbiamo tante superfici ma poco valore aggiunto. Grazie Presidente, Greentelling continua.
E siamo tornati ad Agrimonte, a Longarone, e troviamo il direttore generale di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua. Voi gestite anche ovviamente le foreste e molte cose della regione Veneto, quindi è una montagna importante per voi. Sì, assolutamente. Direi che nel ruolo di Veneto Agricoltura gestisce per la regione Veneto quasi 15.000 ettari tra boschi che vanno dal Monte Baldo fino al Cansiglio. Gestire questi boschi non vuol dire semplicemente appaltare alle ditte forestali i tagli, vuol dire fare sperimentazione, vuol dire fare innovazione. Perché? Perché ci rendiamo conto che l'agricoltura di montagna è sempre sotto stress, è sempre più complicata e ha necessità di trovare fonti alternative di reddito. Quali possono essere queste fonti alternative? Non solo con Life Vaia. Ricordiamo che Vaia è quella tempesta incredibile che è successa alcuni anni fa e che ha distrutto boschi del Veneto, del Trentino, eccetera. Prego. Sì, infatti dopo Vaia cos'è successo soprattutto in alcune zone del Bellunese? È successo che c'è stato, per carità, una grossa rendita dei proprietari per la vendita del legno, ma la rinascita deve essere accompagnata, dobbiamo gestire, li dobbiamo governare, perché un bosco gestito, un bosco governato è un bosco che non dà problemi e aiuta il territorio anche sotto un aspetto idrogeologico. Senta, lei è anche commissario nazionale per quanto riguarda la siccità, ma in questo periodo sta piovendo un po' dappertutto, anche in maniera forse quasi eccessiva e comunque dirompente. Sì, ma parlare di siccità è meglio parlarne in questi momenti qua, nei momenti in cui sembrerebbe che tutto vada bene. Perché non parlarne adesso vuol dire che in agosto, quando non ci sarà più acqua, ci chiederemmo che cosa potevamo fare quando stava piovendo. È un problema anche culturale, dobbiamo affrontare il problema che sono cambiate le stagioni, che c'è stato il cambiamento climatico, dobbiamo affrontare il problema che se non accumuliamo più acqua, in estate l'agricoltura soffrirà. Su questo siete pronti? Cioè esistono dei programmi governativi? Ci sono i soldi? Allora, sono arrivati i soldi, sono arrivati investimenti, si stanno facendo opere, però vorrei che fossimo chiari, le opere che vengono fatte sugli aspetti idraulici sono opere pluriennali, quindi vuol dire che per il momento la cosa che stiamo facendo e che è stata fatta è che ci sono degli osservatori fatti in ogni distretto idrogeologico dove si fanno gli scenari e si cerca di capire come risparmiare l'acqua per arrivare ad agosto ed averne. Ecco, questo è l'unico momento, l'unica cosa che possiamo fare e intanto è gestirla nel frattempo che arrivino le opere. Per terminare, allora, questo vale certamente per il nord, ma immagino valga anche per il sud. Purtroppo l'Italia a questo momento è spaccata, il sud è in crisi idrica attualmente, è in emergenza idrica attualmente, i bacini del sud non stanno recuperando l'acqua e quindi ci attendiamo un'estate difficilissima. Greentelling continua. Riprendiamo la linea qui da Sol con Daniele Salvagno, il presidente della Redoro, grande esperto di olio, al quale intanto chiediamo l'olio in generale, quanto è importante da un punto di vista dell'agroalimentare. Oddio, nella storia l'olio era uno degli prodotti essenziali dell'alimentazione e oggi ancora di più si è capito che l'olio è un toccasano, è il benessere della persona, è il benessere anche e soprattutto dell'alimentazione. Noi non parliamo più di qualità, la diamo per scontata, anche nell'olio come nel vino a questo punto è un prerequisito, però voi siete andati un po' oltre l'olio, cioè avete visto che c'è un rapporto tra olio e turismo, quindi avete aperto per esempio ristoranti in tutto il mondo. Sì, perché era importantissimo che i nostri turisti che vengono a Verona o che vengono sul nostro lago di Garda siano un po' coccolati anche con i veri produttori che possono far assaporare il proprio prodotto originale. Molto spesso c'è tanta commerciale attorno alle zone turistiche, invece noi vogliamo riportare la campagna, vogliamo riportare la parte agricola, la parte vera del nostro territorio. Abbiamo visto che metà è turismo e metà è enogastronomia. Il turista viene non solo per godersi l'ambiente, ma anche per mangiare sano, equilibrato e tipico. E noi siamo tornati a Verona Fiera, dove si tiene la fiera di vita in campagna. Voglio fare una battuta, non se ne avrà male Umberto Caroleo, visto che passiamo dall'olio
Carolea è una varietà importantissima del settore olivicolo. Soprattutto in Calabria. Soprattutto in Calabria. Allora continuiamo a parlare. Umberto, come mai siete venuti qui allora a Verona? Allora, noi partiamo da Vita in Campagna, una rivista che è nata nel 1983 e che si è sempre rivolta all'agricoltore amatoriale, una figura che non conosce le tecniche agronomiche, non ha formazione agricola, ma ha una grandissima passione di potersi sporcare le mani nel proprio tempo libero. Da questo nel 2011 abbiamo sentito l'esigenza attraverso i nostri lettori di un momento fisico dove potersi ritrovare, e da qui è nata una fiera. La prima edizione fu fatta a Montichiari, ne abbiamo fatte ben 11 e questo ci ha permesso poi di evolvere, di crescere e sempre di far percepire a una comunità così ampia di agricoltori amatoriali la bellezza di avere il tempo da dedicare al proprio orto, al proprio giardino, al proprio frutteto e perché no anche al proprio piccolo allevamento. Siamo arrivati a Verona con il desiderio di poter crescere sempre di più, un quartiere fieristico importante, di grande prestigio, ma soprattutto un territorio, Verona, che è vocato naturalmente all'agricoltura. Chi è il lettore di Vita in Campagna? Il lettore di Vita in Campagna è un grandissimo appassionato, una figura che dalle nostre indagini, ne facciamo una con Nomisma, che aveva fatto emergere con chiarezza la figura del lettore di Vita in Campagna, cioè una figura con una cultura medio-alta, che aveva una capacità di spesa e soprattutto di spesa verso la propria passione, che era quello di poter spendere del buon tempo libero all'aria aperta nel coltivare il proprio piccolo fazzoletto di terra, le proprie piccole piante e poter quindi dedicare con piacevolezza e soprattutto con soddisfazione quello che era il frutto del proprio lavoro. E riprendiamo la linea qui da Longarone per chiudere Green Telling e per parlare con l'amministratore delegato della fiera, Giovanni De Lorenzi, su appunto questa realtà interessante che poi ricordiamo è su 2 fine settimana, quindi il prossimo fine settimana ovviamente si chiuderà. Ecco, un dato che voglio dare è questo. Qual è il valore di questa esposizione? Questa esposizione posta su questa superficie vale più di 25 milioni di euro messi qua in campo dagli imprenditori. Questo vuol dire che c'è attrazione, vuol dire che c'è mercato, vuol dire che ci sono prospettive di crescere ancora. Ecco, noi siamo qui vicino alla zona, come posso dire, bar gelati, ma perché il 23 di marzo succede? Il 23 marzo c'è la 13ª giornata del gelato artigianale, quindi la giornata europea del gelato artigianale. Questa iniziativa, questa denominazione, questo titolo viene dato come unico prodotto agroalimentare per ora dalla Comunità Europea, è stato il primo, ma è partita proprio da Longarone Fiere. Nel 2008 siamo riusciti a ottenere questo successo che possiamo veramente additare a quelli che sono stati i gelatieri nostrani. Perché voi avete questa particolarità, siete la storica fiera del gelato italiana. Noi siamo nati nel 1959, Rimini ovviamente ci ha superato da un punto di vista numerico, ma non conserva quella storia, quella storicità, quell'identità che può dare il gelato anche al territorio. Per cui credo che rappresenti un asset che deve essere ancora ulteriormente implementato, perché sono sicuro personalmente che possa dare ancora risultati estremamente rilevanti. Poi c'è anche questa curiosità del gelato del giubileo e poi il gelato vaia, quindi al miele. I gelatieri sono anche estremamente creativi, quindi va benissimo. E poi c'è appunto domenica prossima un incontro con la distribuzione del gelato dalle 14 alle 16, laddove appunto le associazioni di categoria del settore agricolo locale hanno dato la disponibilità per poter riuscire a fare un gelato al miele. E questa è una novità e sicuramente rappresenterà un'ulteriore attrattiva per questo prodotto. Miele della rinascita. Certamente alcuni anni fa, mi pare fosse nel 2019, c'è stata una tragedia che ha colpito queste nostre montagne, che ha colpito ogni ambito in cui si poteva anche lavorare. Noi siamo ormai temprati a queste situazioni, vedi qui vicino il Vajont. Sono situazioni in cui bisogna sempre coltivare un tentativo di rinascita, bisogna tirarsi sulle maniche perché c'è ancora molto da lavorare e soprattutto mettere in campo
una progettualità che riesca a scongiurare per il futuro situazioni di questo genere, insomma, ecco. Allora da Agrimont, la fiera veramente importante per Longarone Fiere, Mimovita vi saluta con l'amministratore delegato Giovanni De Lorenzi. L'appuntamento con Greentelling, ricordate il nostro sito greentelling.com, è fra 7 giorni. Arrivederci a tutti.